buongiorno a tutti, un ringraziamento per la vostra presenza, gratitissima, vi ringrazio per darci la vostra attenzione, per avere un'occhio di simpatia per questa denominazione. L'altro ringraziamento va a Sissi perché devo dire che con lei si lavora in modo splendido, oltretutto il lago se lo sente nel cuore, quindi ogni giorno ci si sente per creare nuove iniziative, quindi che poi stiamo mettendo in cantiere, quindi poi nel proseguo dell'anno potrete anche poi vedere. Poi il mio compito oggi è quello di fare una breve fotografia di quella che è la denominazione, quindi diciamo vi mostrerò dei numeri nuti e crudi, però logicamente sono quelli che alla fine contano, no? E quindi sì, grazie. Per dare un inquadramento, perché è una denominazione un po' complessa, molte volte mi ricordo che negli anni che si facevano i convegni bisognava spiegare come era composta questa denominazione e quindi logicamente, però penso che quella fase l'abbiamo un po' superata. Una denominazione che racchiude in sé molte tipologie, però racchiude in sé, ma si riassume in una cosa sola, che è l'ago di Garda. Quindi tutti quelli che sono i nostri prodotti sono prodotti che richiamano appunto il lago stesso. Okay. Sapete che la denominazione è una denominazione che come territorio si sovrappone alle 10 denominazioni storiche che si abbracciano al lago di Garda, quindi vedete dalla Riviera Valdese, Lugana, San Martino Battaglia, poi i Mantovani, passando poi nella parte dell'Aronese, Custodio, Bartolino, Valgate, Valtucci e verso l'area di Singolare. Quindi è un'area molto vasta che si sovrappone a queste denominazioni, quindi sostanzialmente voi pensate che in quest'area ci sono le denominazioni storiche, però noi dobbiamo fare una gestione, una politica diversa, non deve essere quella delle altre denominazioni, dobbiamo essere, diciamo, dobbiamo usare di più, quindi dobbiamo proporre anche dei prodotti nuovi, che è quello poi di cui parleremo oggi. No, forse sono andato indietro. In breve cenno, nel 96 è nata la denominazione, nel 96 è stata appunto definita l'area. Nel 2016, dal 96 al 2016 è stata un po' latente la denominazione, poi nel 2016 le aziende hanno deciso di valorizzare questa denominazione e appunto c'è stata l'approvazione della politica disciplinare. La cosa importante è che nel 2016 è stata introdotta la tipologia spumante. L'altro punto, diciamo, importante è che nel 2025 con la scorsa vendemmia sono state apportate delle altre modifiche che poi vedremo successivamente. Le modifiche che abbiamo optato per raggiungere, ne avevamo già poche, abbiamo introdotto anche un'altra tipologia di prodotto che riguarda il Roberto Grau, sia fermo, frizzante e spumante, e per quanto riguarda i vini rossi, Garda Remo. Per quanto riguarda la tipologia spumante è stata introdotta anche la tipologia varietale, quindi prima si poteva solamente identificare come Garda spumante, adesso si può identificare anche con la tipologia varietale, quindi Garda spumante, Garganega, Chardonnay e Bordina. Altra cosa importante è che il vino grigio, come vedremo poi anche uno degli elementi cardini un po' della denominazione, in questo momento è stata introdotta la possibilità di tipologia rosato o ramato, ma la cosa diciamo un po' più eclatante è che quella che siamo stati la prima denominazione in Italia ad avere il riconoscimento di una tipologia a 9 gradi alcol. E come diceva bene Sissi, per quanto riguarda il metodo classico è stato introdotto la qualifica di cremante. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto tecnico dei 9 gradi lo affronteremo domani con i giornalisti, perché ci teniamo sempre a precisare che non è un prodotto dealcolato, anche perché logicamente non può esserlo nella denominazione di origine, ma nasce da un progetto di vigna, di campagna, quindi domani insieme a Sissi vi accompagneremo una degustazione di questi prodotti e vi spiegheremo un po' la filosofia con la quale noi abbiamo diciamo così, affrontato questa tematica. Brevemente un po', vedete il numero di bottiglie di questa denominazione del 22 al 25, passando dal 22 da 20 milioni al 25 a 23 milioni, e possiamo vedere diverse tipologie. Quelle evidenziate sono quelle che pesano di più sostanzialmente. Vedete che la Garganega sostanzialmente si è mantenuta su 4 milioni di bottiglie. Lo Chardonnay è partito
partito veramente in quarta, però sta avendo una flessione dovuta al fatto che un grosso player ha preferito non più utilizzare la nostra denominazione Chardonnay, ma utilizzare una denominazione varietale. E quando dicevo prima che per noi l'obiettivo è quello di rafforzare il brand, rafforzare la denominazione, questo vi chiedevo anche questo, perché altrimenti se non siamo forti con le denominazioni di origine il mercato poi cerca di spazzarci via, di diventare diciamo, prodotti di consumo, di largo consumo, dove possono acquistare da qualsiasi parte d'Italia. L'altro fenomeno importante è quello del Pinot Grigio, vedete che dal 22 a 4 milioni di bottiglie, dal 25 a 8 milioni di bottiglie, un fenomeno che esplode soprattutto in Inghilterra, abbiamo infatti anche relatori inglesi appunto per questo. Ci tengo a dire che noi non vogliamo essere una denominazione di Pinot Grigio, il Pinot Grigio è una componente della denominazione, ed è il Pinot Grigio che si produce il Pinot Grigio della denominazione Garda, non vogliamo essere identificati come denominazione di Pinot Grigio. L'altra tipologia più importante è quella del Garda bianco, che è cresciuta, vedete, dal 2022 da 800.000 bottiglie fino a 2 milioni di bottiglie nel 2025. Questo io credo molto in questa tipologia perché ci identifica in modo particolare ed è molto espressiva di questo territorio. Passiamo un po' alle note dolenti, sapete che non viviamo un momento particolarmente felice, uguale anche per noi questo. I primi 5 mesi ci vedono con una flessione dell'8% sull'imbottigliato dell'anno scorso, anche se a mio avviso è un po' sovrastimato, perché sapete che i dati che noi abbiamo, soprattutto degli imbottigliamenti esteri, sono dei dati che ci arrivano un po' in ritardo, quindi può essere che quell'8 sia un 6. Comunque una flessione ce l'abbiamo, quindi come ce l'hanno tutti peraltro. Abbiamo la fortuna, come si vede da qui, che siamo una denominazione di vini bianchi, e i vini bianchi logicamente sono quelli che per il momento soffrono un po' meno rispetto agli altri. Questo è il trend, come vi dicevo, vedete dal 2016 al 2025 come è stata la crescita della denominazione. Io ci tengo sempre a precisare che questo è il frutto del lavoro delle aziende, non è il frutto del lavoro del consorzio. Il consorzio ha il compito di divulgare, di promuovere la denominazione, ma chi poi va nel campo sono le aziende, quindi questo significa che le aziende credono in questa denominazione. Questo per me è la cosa